Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come realizzare un polpo con una bottiglia di plastica. Bene, iniziamo. Innanzitutto togliamo l'etichetta. Vi consiglio di utilizzare una bottiglia tutta quanta liscia, senza questi, ma se ci sono comunque queste rigature non fa niente. Ebbene, iniziamo. Prendiamo le forbici perché siete grandi. Facciamo tante volte così vediamo se io vado a tagliare questa parte perché non lo voglio fare a mano. E tagliamo la parte in eccesso. Se poi volete utilizzare tutto quanto la bottiglia, basta tagliare parte, insomma. Però non vi consiglio di utilizzare tutto, insomma. Ecco, questa parte potete anche conservarvela perché sempre servire. E quindi iniziamo a fare i nostri tentacoli. Io mi blocco qui, lascio una parte. Dentro ci sono un po' di glitter da me, non so se si vede. Avevo provato a fare la pallina anti-stress, però niente. Bisogna fare dei tentacoli né troppo piccoli né troppo grandi, medi ovviamente, perché poi io adesso lo sto facendo con una bottiglia trasparente. Potete bene utilizzare anche una colorata, ad esempio verde, e di altri colori come il blu o cosa. Per me, secondo me, è più bella farla con una bottiglia colorata, ad esempio blu o verde, da poi non dover colorare, perché sennò se dovete fare tanti lavoretti uguali così, tutti uguali, insomma è più facile fare già colorati che poi quello colorato. Bene, ho finito di tagliarlo e ho deciso di fare così i tentacoli. Fateli un pochino così, insomma, per farli più arrotondati, insomma più carini, come questo. Se sono tutti quanti così, potete farlo anche così. Quindi iniziamo a rotolare. Ci vorrà un po' di tempo, ma ne vale la pena. Io le strisce non le ho fatte perfette, non sono tutte quanti uguali, ma se poi voi volete farle tutte quanti uguali, ovviamente potete prendervi le misure. Insomma, più o meno.
potete anche non toglierlo, perché poi dobbiamo fare appendere, insomma dobbiamo appenderlo. Se voi non dovete appendere, fate così. Cercherò di fare un po' con le forbici. Se poi non ci riesco, paziente. Ecco, sì che ce la faccio. Ecco. Ecco come mi sto. Potete magari chiuderlo un pochino. Facciamolo un pochino più chiuso, perché poi non va bene. Magari se viene un buco enorme come il mio, un pochino distratto però adesso, se vi viene un buco enorme come il mio, potete, invece di mettere un filo piccolo piccolo, potete mettere qualcosa di più grosso, più grande, potete servire. Va bene. Ecco, ovviamente a me mi sono usciti uno più lungo e uno più corto, insomma uno più lungo dell'altro. Insomma è tutto diverso qua, ma va bene lo stesso. Se poi dentro questa bottiglia c'è dell'acqua, ovviamente potete ben asciugarla e poi lasciarla anche così, perché prima o poi si asciugherà anche da sola. Ecco, adesso potete, io utilizzo questo, potete usarlo anche più grosso, insomma fate come volete voi, e andate ad infilare prima il filo dentro, ecco, e poi potete fare qualche nudo per non farlo staccare, insomma. Guardate, è piccolo, quindi ce ne vogliono ancora molti. Bene, dopo aver fatto un bel po' di nodi, a me è uscito così, e quindi assicuratevi che non si stacchi, cercate di chiuderlo un pochino per sicurezza. Ed ecco, questa è solamente una piccola idea per decorare, non so, le aule, dico per voi maestre, le aule, i corridoi, dove volete voi, ma anche per voi mamme, delle feste, appendere il nostro polpetto. Bene, scegliete la vostra lunghezza, io non la faccio tanto lunga. Bene, ho messo da parte quello e prendiamo il nostro pennarello indelebile, andiamo a disegnare la faccina del nostro polpetto. Io non riesco a disegnare bene qui sopra. Lo uso un pochino male, un pochino e dire poco. È strano, è brutto, non fa niente. Facciamo l'altro occhio. Ecco, questo è giusto uno schizzo della faccina e voi ovviamente fatelo meglio. Questo è giusto uno schizzo, appunto, e l'importante è che l'idea vi sia piaciuta. Ecco,
questo polipetto per essere appeso da qualche parte. Ebbene, ecco finito il mio video. Spero vi sia piaciuta l'idea del polipetto. A me piace veramente tanto. E niente, mettete un bel like, commentate e iscrivetevi sul mio canale. E ciao ciao, al prossimo video.